Era a terra ferita ed ha implorato l'aggressore di non ucciderla. Pensa a mia figlia che ha solo 8 anni, così l'avvocatessa di Oderzo al cliente che la stava coltellando, il racconto della sorella della professionista. Dopo l'aggressione all'avvocatessa Zorz si torna a parlare delle categorie a rischio, professionisti che durante la loro attività si trovano a contatto con persone problematiche. Il DG dell'ULSS, vanno rafforzati i servizi territoriali. Le celebrazioni per il 25 aprile a Treviso, prima al cimitero Maggiore, poi in piazza Indipendenza, ribadito l'antifascismo della città, medaglia d'oro al valore militare, il pubblico intona "Bella ciao". Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul 25 aprile per le affermazioni di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, il ministro Nordio a Treviso: nessun dubbio sulla lontananza dall'ideologia nazifascista. Potenziati i controlli della polizia locale sulle strade di Treviso, nei primi 3 mesi del 2023 sono aumentate del 40% le denunce per guida in stato di ebbrezza. Travolto da un'auto che poi si è data alla fuga, è accaduto la scorsa notte a Resana lungo la Castellana, ferito 38enne, caccia il pirata della strada. Studiano la Costituzione, partecipano al concorso nazionale. Dal Senato una menzione speciale agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Roncade. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Siamo con la cronaca in primo piano. Torniamo a parlare dell'aggressione nei confronti dell'avvocatessa Mary Zorz, aggredita a coltellate ieri nel suo studio ad Oderzo. A raccontarci quei concitati momenti è la sorella della professionista, Vania Zorz. Una che è a terra mentre questo la sta accoltellando e gli dice "lasciami viva per mia figlia". Momenti drammatici, quelli vissuti da Mary Zorz. Ha visto la morte in faccia, colpita più volte al corpo, la ferita più grave alla mano, da un cliente che lei stava aspettando. Giuseppe Silvestrini, infermiere, non ha mai dato segni di avere un disagio, ma cosa lo ha fatto scattare? Questo ancora non si sa. Pressioni in ambito familiare, pressioni per questioni ereditarie. La certezza è che si è recato nello studio legale armato con un coltello. Qualche timore Mary Zorz l'aveva avuto, tanto da dire alcune parole inquietanti al suo compagno. Le ha detto "se non mi vedi tornare mi ha ammazzato in ufficio". La donna, con tutte le sue forze, è riuscita a reagire nonostante il dolore provocato dai fendenti. È scappata dalla porta scendendo le scale per poi chiedere aiuto al titolare dell'edicola. "Mi hanno accoltellato", ha gridato. Stavo per svenire, ho chiamato anche 2 volte il 118 perché ho preso anche paura, però sono arrivati subito, insomma. Momenti concitati, poi l'arrivo dei carabinieri che subito si sono messi sulle tracce dell'infermiere. Una ricerca durata poco perché meno di un'ora dopo è arrivata la chiamata del fratello di Giuseppe Silvestrini. L'aggressore si era tolto la vita. Lei, prima di sapere che lui si era suicidato, ha detto "povero, si è rovinato la vita". Ci vorrà tempo prima che riesca a superare tutto questo. La ferita più grande non è quella fisica. E dopo l'aggressione alla professionista si torna a parlare delle categorie a rischio, professionisti che durante la loro attività lavorativa si trovano a contatto con persone con problemi di disagio. Il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, ribadisce vanno rafforzati i servizi territoriali. Solidarietà e vicinanza a Mary Zorz, aggredita nel suo studio, e anche alla famiglia dell'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, che dopo aver colpito la donna si è tolto la vita nella sua casa a Mansuè. Così il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che è tornato a parlare del fenomeno di violenza contro i professionisti, come i medici e appunto gli avvocati, un fenomeno in crescita. Violenza che purtroppo sta aumentando, lo vediamo in prima linea. Sono certamente i medici e gli infermieri in pronto soccorso o negli ambulatori in ospedale, ma gli psichiatri già da tempo e non da oggi sono quelli che sono in prima linea proprio perché hanno e trattano persone che hanno delle difficoltà sia psicologiche, psichiatriche ma anche sociali, perché spesso e volentieri le due cose si sommano e diventano una bomba sostanzialmente. Per cercare di arginare questa problematica che sta davvero creando non poche difficoltà, bisogna rafforzare i servizi territoriali. Credo che non vada assolutamente toccata la legge 180, la Basaglia, perché ha dato dignità
alle persone con malattia mentale, cosa che non avevano all'interno di manicomi. Ma sicuramente vanno rafforzati i servizi territoriali per una presa in carico maggiore. Io continuo a ribadire, mancando gli psichiatri, non perché non li vogliamo assumere, ma perché non li troviamo, il TAR ci deve dare la possibilità di poter assumere i psicologi. Questo perché, ha spiegato Benazzi, la presa in carico della persona soprattutto nel territorio va fatta dagli psicologi che possono dialogare con la persona in difficoltà per cercare di diminuire l'aggressività. Nei prossimi giorni il direttore andrà a trovare l'avvocatessa che è stata operata ieri alla mano. Da quello che io ho potuto rilevare, sì, sta migliorando, sicuramente non è a rischio di vita e questo ci fa un immenso piacere a tutti. Io do all'avvocato la nostra vicinanza, come ULSS la mia vicinanza, perché è stata una donna coraggiosa e soprattutto che ha capito, ecco, anche la sofferenza della persona che aveva di fronte. Quindi un augurio di una pronta guarigione e spero anche di riuscire andare a salutarla e trovarla il mercoledì o giovedì. Non ci sarà nessuna denuncia da parte della giovane psicologa raggiunta accidentalmente da una coltellata allo sterno. Il fatto era accaduto nella comunità Terra Libera Tutti a Zero Branco. La scorsa settimana la giovane 32enne è stata dimessa dall'ospedale. Avrebbe raccontato che il giovane affetto da autismo si sarebbe girato all'improvviso mentre stava tagliando delle patate e l'avrebbe colpita per sbaglio. Il ragazzo, come atto dovuto, è stato indagato per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma ed affidato ai genitori che lo stanno facendo seguire da un'equipe messa a disposizione dalla comunità per aiutarlo a superare il trauma. Il giovane ha voluto sapere come stava la psicologa. La donna nei prossimi giorni sarà ascoltata dagli inquirenti. Ed ora le celebrazioni per il 25 aprile a Treviso, prima al Cimitero Maggiore, poi in Piazza Indipendenza, ribadito l'antifascismo della città medaglia d'oro al valor militare ed il pubblico ha intonato Bella ciao. Prima, sotto una pioggia battente, le celebrazioni al Cimitero Maggiore con la deposizione delle corone d'alloro ai caduti, poi la cerimonia in Piazza Indipendenza. Treviso festeggia il 25 aprile, 78 anni dopo la liberazione dal nazifascismo. Sotto la loggia il presidente dell'ANPI ricorda gli orrori del fascismo. Coloro che fecero tutto questo non erano una banda di musicanti prossimi alla pensione, erano soltanto dei criminali che portarono il nostro paese alla distruzione. Io credo che tutto questo sia necessario ricordare, perché come diceva Primo Levi, ciò che è stato può ancora ritornare. Dalla piazza di Treviso, città medaglia d'oro al valor militare, si leva Bella ciao. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io voglio. Il sindaco Conte ricorda lo scomparso Umberto Lorenzoni, il partigiano Eros e Tina Anselmi ed invita tutti a custodire la memoria. Per far sì che la resistenza non sia solo storia, ma anche presente e futuro della nostra comunità, che era, è e sarà per sempre antifascista. Ha scelto la sua Treviso per celebrare il 25 aprile il ministro Carlo Nordio. Quindi è una festa che deve unificare tutti, di tutte le culture, di tutte le idee, di tutte le aspirazioni politiche, governo e opposizione, ed è in questo momento proprio così solenne che rinnovo la mia splendida città di Treviso l'orgoglio di essere onorata della medaglia d'oro. Il presidente del Veneto, Zaia, ha scelto Vittorio Veneto, sottolineando dal palco il valore comune della resistenza e della liberazione che ha portato alla democrazia. Però quando parliamo di antifascismo, i padri costituenti, nella Costituzione che è stata presentata il 1 gennaio del 1948, hanno scritto a più mani e con il consenso unanime quella che è la carta che regola la nostra democrazia. Se non ci fosse stata la guerra di liberazione, oggi noi non avremmo la democrazia. Questa è la sintesi del ricordo.
Però ricordo va anche a tutte le persone che sono morte. Prima abbiamo deposto una corona d'alloro, che non è una cerimonia che si fa perché comunque è prevista nel contesto di questa celebrazione. È ricordo di coloro che hanno perso la vita per darci la libertà. E dopo le polemiche divampate sul 25 aprile per le affermazioni di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, il ministro Carlo Nordio a Treviso per le celebrazioni ribadisce: se c'è stata qualche voce dal sen fuggita, dice, nessun dubbio sulla lontananza dall'ideologia nazifascista. Sentiamo. Ora è sempre resistenza, ricordando che la Costituzione è nata dove caddero i partigiani. L'ha ricordato da Cuneo il capo dello Stato Sergio Mattarella, citando più volte le nefandezze dell'oppressione nazifascista. E a Treviso il messaggio a superare le divisioni sembra essere accolto dal ministro Carlo Nordio, smorzando le polemiche che hanno coinvolto esponenti del suo partito Fratelli d'Italia. Io credo che nessuno dubiti tra i miei alleati del partito che l'antifascismo è storia e che la Costituzione è fondata sulla cultura delle forze che hanno contribuito alla resistenza. Può esserci stata qualche voce dal sen fuggita in modo pittoresco, ma nessuno dubita, soprattutto dopo le parole della Presidente Meloni di ieri e oso dire anche le mie personali, che non vi è nessun dubbio sul fatto che la nostra democrazia è solidissima e non vi è nulla di più lontano da quella sciagurata ideologia fascista e nazifascista che ha condotto alla catastrofe più grave probabilmente della storia dell'umanità. Il presidente dell'ANPI di Treviso, Giuliano Varnier, sottolinea l'importanza di questo 25 aprile. Credo che questo 25 aprile 2023 sia importante perché anche dalle voci che abbiamo sentito qui questa mattina, le parole del sindaco, le parole del ministro, vuol dire che l'Italia non è solo la russa. Il governo stesso ha e deve riconoscere che la resistenza è l'atto fondativo di questo paese. Ed il 25 aprile è stato festeggiato oggi pomeriggio anche a Villa Margherita, dove tutte le associazioni combattentistiche cittadine hanno assistito all'alzabandiera con un momento di raccoglimento per celebrare il 78° anniversario della liberazione nazionale. La politica con la bufera su Coalizione Civica dopo che un candidato ha minacciato di morte sui social Nicolò Rocco ed un candidato della sua lista. Alla fine il protagonista dell'episodio ha ritirato la propria candidatura. Io ho visto che questo ragazzo, questo candidato ha minacciato di morte un mio candidato e ho chiesto al suo capolista Luigi Calesso e ho chiesto al candidato sindaco Giorgio Denardi di intervenire e da lì questo candidato ha minacciato di morte anche la mia famiglia. Toni che trascendono ogni civile dibattito politico tra avversari fino ad arrivare a messaggi sui social con minacce di morte. Si infiamma la campagna elettorale a Treviso con Francesco Cancian, candidato di Coalizione Civica, lista che sostiene Giorgio Denardi sindaco, che si scaglia contro Nicolò Rocco ed un candidato della sua lista, Azione Italia Viva Futura. Io voglio perdonare umanamente e cristianamente questa persona, però penso che sia importante che politicamente vada gestita perché veramente non dobbiamo scadere in cose che vanno oltre la politica, quindi questo fatto va gestito politicamente. E le reazioni politiche sono state immediate: solidarietà ai candidati minacciati da Antonella Tocchetto, PD, che parla di atti inaccettabili, invito a moderare e far moderare i toni da Luigino Rancan del Popolo della Famiglia. Dalle affermazioni del candidato di Coalizione Civica prende le distanze Giorgio Denardi. Questi toni sono quanto di più lontano posso immaginare dal mio modo di vivere la politica. Questi comportamenti per noi sono assolutamente inaccettabili e quindi credo che ci saranno anche da parte di Coalizione Civica, adesso vediamo che tipo di provvedimenti. E le conseguenze sono arrivate.
prendiamo totalmente le distanze da quello che è avvenuto. Esprimiamo la nostra solidarietà ovviamente a Nicola Rocco e a Giacomo Bruscagin, perché vivere queste minacce non è un modo sereno di attraversare la campagna elettorale. Si stanno alzando i toni e noi ci teniamo fin da adesso a dirvi che Francesco Cancian ha già chiesto scusa pubblicamente ai due candidati e oltre a questo ci ha comunicato che si ritirerà dalla campagna elettorale. Abbiamo accettato appunto il suo ritiro dalla campagna elettorale. E di poco fa una nota di Nicola Rocco, ho parlato con chi ha candidato Francesco Cancian, mi hanno raccontato la sua storia e provo grande rispetto per le battaglie che sta combattendo, per questo d'accordo con Giacomo Bruscagin non lo denunceremo, vogliamo evitare l'agonia mediatica e chiudere umanamente e politicamente la vicenda il prima possibile per tornare a parlare di Treviso. Ed ora la cronaca con i controlli della polizia locale di Treviso che sono stati potenziati nell'ultimo periodo e i risultati si vedono soprattutto per quanto riguarda le denunce per guida in stato di ebbrezza, più 40% nei primi 3 mesi dell'anno. Controlli mirati ad arginare la guida in stato di ebbrezza e le violazioni del codice della strada. Oltre ai posti di blocco serale, anche nelle ore diurne, cioè dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera, i risultati fanno riflettere. Nei primi 3 mesi di quest'anno, a seguito di questi controlli che si sono per l'appunto rafforzati nelle ultime settimane, ben 8 conducenti sono stati trovati in stato di ebbrezza durante le ore diurne e parlo di persone non giovani, giovanissime, perché parlo di persone di 89 anni, 53, di 62, 58, 60, 73 anni e ultimi 2 che sono stati trovati di 37 anni. Insomma, si punta sempre il dito contro i giovani, ma questa volta ad essere pizzicati sono gli automobilisti più maturi per quanto riguarda l'età, visto che sono stati trovati in stato di ebbrezza durante il giorno. Il sospetto che avevamo che durante il giorno le persone possano guidare in stato di ebbrezza lo rivelano le cifre che abbiamo alla mano e sono solo i primi 3 mesi di quest'anno. Tra l'altro, facendo un rapporto delle sanzioni elevate che sono di natura penale o amministrativa in base al tasso alcolico, dei primi 3 mesi di quest'anno rispetto ai 3 mesi dell'anno scorso abbiamo avuto un aumento di denunce del 40%. Per quanto riguarda il traffico durante questo ponte non si sono registrate grandi problematiche. Un incidente questa mattina in zona Santabona, un automobilista 65enne ha travolto sulle strisce pedonali una donna di 42 anni. Fortunatamente questa donna non ha avuto lesioni particolarmente gravi, però la dimostrazione che la videosorveglianza è assolutamente importante, se non necessaria e indispensabile, è stato dimostrato anche questa mattina perché l'incidente è stato ripreso completamente dal sistema di videosorveglianza e si vede chiaramente che il conducente evidentemente stava facendo ben altro che guidare. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni. Proprio in occasione del 1° maggio, comunque dal mese di maggio, abbiamo già organizzato e programmato i cosiddetti pattuglioni notturni. E cosa significa questo? Significa che ben 3 pattuglie, formate in tutto da 6 persone, vigileranno dalle 23 della sera fino alle 5 del mattino. Questo per incrementare i controlli che ovviamente saranno potenziati soprattutto durante i fine settimana e durante le festività come può essere il 1° maggio. Ed un altro incidente nella notte a Resana, travolto da un'auto che poi si è data alla fuga, è accaduto la scorsa notte appunto a Resana sul posto i carabinieri della compagnia di Castelfranco. L'uomo fortunatamente se l'è cavata con lesioni non gravi, ma la paura è stata tanta. Ora è caccia al pirata della strada. L'incidente è accaduto verso le 3 in via Castellana a Resana appunto, dove un 38enne del Padovano che si trovava sul ciglio della strada e camminava in direzione del centro abitato sarebbe stato investito da un veicolo che procedeva nella stessa direzione, il conducente del quale poi non si è fermato a prestare soccorso. L'uomo poi è stato naturalmente soccorso dai sanitari del 118 che egli stesso aveva chiamato e trasportati all'ospedale di Montebelluna. Naturalmente sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare il pirata della strada che rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni.
Alla vigilia della sentenza d'appello per l'incidente in A28 nel quale persero la vita le cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, i familiari chiedono giustizia per le due giovani. Speriamo che mercoledì rimanga la sentenza di 7 anni, sono pochi, però l'unica cosa che ci è rimasta è questa. Almeno un po' di giustizia per queste due ragazze. A parlare è Alain Fragasso, papà di Jessica, morta assieme alla cugina Sara Rizzotto il 30 gennaio dell'anno scorso sulla A28. Mercoledì a Trieste è attesa la sentenza nel processo d'appello a Dimitre Traikov, il 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso e si trova ai domiciliari. Nell'incidente rimasero ferite anche le due bimbe di Sara. I familiari delle due giovani cugine sperano che venga confermata la condanna di primo grado a 7 anni, senza sconti di pena. Speriamo che non ci siano sorprese e dopo continuiamo ad andare avanti, perché l'unica cosa che ci rimane è la Jessica e la Sara vorrebbero così. Chiede giustizia per la figlia anche la mamma di Sara. Io ho tanta rabbia per quell'uomo ed è chiaro. Io spero che la sentenza ci sia, che convalidano la prima non sconti di pena, perché comunque quelle due povere ragazze, sia mia figlia che Jessica, devono avere la giustizia che meritano. Cioè in un minuto hai ammazzato mia figlia, hai ammazzato Jessica e le bambine sono rimaste orfane con lesioni gravi. Io spero che convalidano la prima sentenza senza sconto di pena. Anzi, ma se si potesse dargli di più, guardi, però li deve fare tutti. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Molti hanno fatto rientro in queste ore dopo il lungo ponte del 25 aprile, ma altrettanti stanno già pensando a quello del 1° maggio. La parte del Leone in questi giorni l'hanno fatta le città d'arte, Venezia in testa, ma anche a Treviso è andata bene nonostante il tempo ancora incerto. Questo ponte è chiaramente un ponte ad appannaggio in particolare degli italiani, che hanno scelto le strutture ricettive alberghiere come prima meta, diciamo, di riferimento per affrontare questo primo assaggio della stagione, e questo ci inorgoglisce particolarmente. Gli albergatori sono soddisfatti. Già solo gli italiani che si muoveranno per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio sono stimati tra gli 8 e i 9 milioni. A questi poi bisogna sommare un flusso che dall'estero è oramai a livello del pre-Covid, un pieno rilancio del turismo che, come avviene soprattutto in questa stagione, vede Venezia tra le mete preferite. Questo flusso in Veneto, nella nostra regione, avrà dei numeri estremamente interessanti. Stiamo registrando delle percentuali in veloce evoluzione. Chiaramente molti stanno alla finestra ad attendere le ultime ore per vedere quelle che saranno le evoluzioni del meteo. Ad oggi noi registriamo dei cluster, cioè delle aree particolarmente, diciamo, in vantaggio su quelle che sono i centri di occupazioni, che riguardano le città d'arte e le terme, che sono quelle un po' meno sensibili e vincolate, diciamo, dagli aspetti delle variazioni del meteo. Ma al di là del primato di Venezia, anche in altre località della provincia l'intero settore è pronto ad una stagione che per la categoria si preannuncia densa di soddisfazioni. Anche le coste, la costa veneta, che vede aprire in questo momento circa 220-240 alberghi già pronti e operativi, e che con il 1° maggio sono numeri che si alzeranno in maniera significativa per arrivare quasi a coprire gli 800 strutture che noi abbiamo su tutta la costa veneta. Stanno piano piano aprendo i battenti e quindi predisponendo i loro servizi e rendersi operativi già con questi giorni, dei primi giorni, diciamo, del ponte del 25 aprile a seguire. Ed ora andiamo a Carainati, dove sono iniziati i lavori, il primo stralcio dei lavori della nuova piazza. È davvero una giornata, direi, storica questa per Carainati, perché finalmente si va a riqualificare il centro. E la riqualificazione della piazza della frazione di San Zenone degli Ezzelini parte dalla posa della prima pietra da parte del sindaco Fabio Marin.
È un progetto che si attendeva da tantissimi anni, tantissime sono state le proposte fino ad oggi che abbiamo dato il via a questi lavori che andranno a dare dignità al centro di Carainati. Al via il primo dei 3 stralci nell'area nord della chiesa tra le vie San Pio X e Risorgimento. Qui verrà creata una piazza che avrà anche funzione di parcheggi, dopodiché ci saranno gli altri 2 stralci, il secondo del quale creerà proprio la piazza che sarà tra la scuola e questa zona di intervento di oggi, e poi andremo a riqualificare il sagrato della chiesa. Presente anche lo storico Don Felice Boffo, che con le sue 92 primavere ricorda quando da giovane veniva a giocare in questo prato, futura piazza. Calpestavo questo prato da adolescente perché non c'era niente, non c'era nessuna iniziativa. Che significato ha per lei questa prima pietra? Da qui si parte per nuove mete, per nuove avventure. Costo e tempi. Allora, il primo stralcio costa 275.000 euro e per fine anno dobbiamo concludere i lavori. Sono dei fondi che abbiamo reperito tramite PNRR e quindi li abbiamo portati a casa proprio per riqualificare questo centro. A Roncade ora, dove gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno ricevuto dal Senato una menzione speciale. Sentiamo perché. La sovranità appartiene al popolo. Hanno letto uno ad uno gli articoli fondamentali della Carta Costituzionale. Sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Roncade. All'inizio dell'anno scolastico non sapevo che l'Italia fosse una repubblica democratica fondata sul lavoro e non sapevo nemmeno che la sovranità appartenesse al popolo. Letture per riflettere sull'importanza delle regole del confronto democratico anche in vista delle celebrazioni il prossimo 2 giugno dei 75 anni della Costituzione. La nostra carta fondamentale, in essa sono racchiusi i principi fondamentali, insomma, che governano la nostra vita e credo, ecco, che sia proprio da quest'età che i ragazzi vanno appunto abituati a vivere proprio secondo i dettami costituzionali. Come non bastasse, gli studenti sono stati impegnati nella stesura di alcuni disegni di legge e premiati da una delegazione del Senato con una menzione speciale per aver partecipato al concorso nazionale Vorrei una legge che. 3 i temi realizzati: la famiglia prima di tutto per trovare un giusto equilibrio tra il tempo passato al lavoro e il tempo dedicato alla famiglia, fermiamo il razzismo a scuola, sulle misure di contrasto ai fenomeni razzisti all'interno dell'ambiente scolastico e qua la zampa per contrastare e prevenire il randagismo. Hanno avuto la possibilità di vivere una coinvolgente esperienza formativa di dialogo tra le istituzioni e la scuola. Ritengo che questo sia stato l'obiettivo fondamentale raggiunto sia dai bambini che dalle maestre. La scuola in questo modo si propone di far riflettere i bambini accrescendo il loro senso civico su temi di loro interesse. Perché la scuola non deve solo trasmettere conoscenze, deve essere anche il luogo in cui si formano i cittadini del futuro, in cui i ragazzi prendono consapevolezza anche che è importante per i loro diritti partecipare alla vita politica, anche perché oggi assistiamo ad un allontanamento dei giovani dalla politica, c'è un disamoramento, per cui è importante invece che i ragazzi capiscano che far politica è utile anche per poter poi discutere dei propri diritti e magari aumentare la tutela dei diritti stessi. Musica e spettacolo, i Bengala Fire hanno presentato i finalisti della prima edizione del contest Sound on Monte, in scena a Montebelluna il 29 e 30 di aprile. Siamo con un po' di imbarazzo di testimonial di questa manifestazione. Testimonial è una parola grossa, comunque semplicemente siamo qui un po' per motivare i ragazzi che partecipano. C'erano anche i Bengala Fire per l'in bocca al lupo ai 10 artisti finalisti della prima edizione del contest Sound on Monte. Nelle scorse settimane in poco tempo si sono iscritti al contest ben 25 candidati, un po' da tutta la provincia di Treviso come da regolamento, tutte band emergenti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, con brani propri, editi o inediti. Riuscire a coinvolgere i giovani in maniera propositiva attraverso questa manifestazione non può che riempire non solo la piazza ma anche di gioia i cuori dei montebellunesi.
I brani degli artisti saranno valutati da una giuria di qualità composta da 5 giurati. Gli artisti verranno selezionati in base all'intonazione e l'interpretazione, oltre che all'originalità, la composizione tecnica strumentale e la presenza scenica. Giuria che ha già individuato i 10 artisti migliori che accederanno alle semifinali il 29 aprile nella centralissima Piazza Dallarmi. Solo 5 di loro potranno accedere alla finalissima domenica 30 aprile. E speriamo sarà il primo di una lunga serie come contest musicale qui nel comune di Montebelluna. Generi musicali? Generi musicali abbiamo rock, pop, funk, abbiamo anche un trap, rap. A fare l'ultima raccomandazione ai partecipanti è Mario dei Bengala Fire. Superare magari l'ansia, e in questo caso l'ansia da prestazione di un contest, ma non bisogna viverlo come un contest, bensì come un concerto. E la cosa più bella che si può fare da musicisti è sempre suonare dal vivo, insomma, questa è la cosa importante e bella. E siamo ora al consueto appuntamento con i servizi storici del nostro telegiornale. Torniamo indietro fino al 1987, quando anche le basi aeree trevigiane salutavano lo storico G91. Sentiamo. È il G91, volò per la prima volta 30 anni fa e raggiunge ora 200.000 ore di volo. Sta per andare in pensione, sostituito dal nuovo ed avanzato AMX. Il secondo stormo dell'aeronautica militare ha allora deciso di salutarlo con tutti gli onori, con una cerimonia celebrativa che si svolgerà domenica prossima all'aeroporto militare Ancilotto di Sant'Angelo. La manifestazione durerà circa 2 ore e vedrà la partecipazione della pattuglia acrobatica nazionale. Questo velivolo, che vediamo infatti usato in queste evoluzioni dai bravissimi piloti del secondo stormo, è un po' la storia moderna dell'aeronautica e rappresenta anche un importante strumento di difesa aerea nel caso di improvvise aggressioni. Si tratta insomma di un compagno di viaggio dell'aeronautica militare, un compagno che ha salvato la vita a molte persone consentendo il loro trasferimento in ospedali specializzati per interventi chirurgici che abbisognavano di particolare urgenza. E adesso è arrivato il momento di cedere il posto a lui, la AMX. Arriverà da Torino per fare il passaggio di testimone nel corso della cerimonia. Il velivolo, pilotato dal comandante Nappi, capo collaudatore dell'Aeritalia, è un caccia realizzato in coproduzione tra la stessa Aeritalia, la Aermacchi e l'Embraer brasiliana. Per questa manifestazione l'accesso all'aeroporto potrà avvenire tramite pullman militari a partire dalle 8:30 da Piazzale Pistoia e l'incrocio della tangenziale in via Nualese, oppure con mezzo militare dall'ingresso principale di Sant'Angelo a partire dalle 10:30. La difesa aerea si deve per forza evolvere, ma chi ha usato e visto il G91 domenica prossima non sarà del tutto allegro. E concludiamo con una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione, quella relativa allo spegnimento di un incendio divampato oggi pomeriggio a Gorgo al Monticano. Ha preso fuoco una struttura in lamiera di circa 200 metri quadrati adibita a legnaie. Pompieri arrivati da Motta di Livenza e da Conegliano hanno lavorato per tutto il pomeriggio per riuscire a domare l'incendio. Peraltro nelle fiamme c'erano anche 2 bombole a GPL. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio, le operazioni di spegnimento si sono concluse proprio pochi minuti fa. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come al solito dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione torna ad aumentare e il tempo migliora. Il dettaglio di mercoledì 26 aprile. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà più sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra 3 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o velato. Sulla zona montana non esclusi nel pomeriggio occasionali e deboli piovaschi.
Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino, Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente più soleggiato con alcune velature in transito. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.